Macelleria La Favorita dei fratelli Pugliafico. Dal 1997 le carni più fresche e i preparati per tutti i gusti. Macelleria La Favorita dei fratelli Pugliafico, in via Statale Oreto a Barcellona Pozzo di Gotto. Cerchi o vuoi imparare uno strumento musicale? Ma che musica è quello che cerchi? Strumenti musicali, accessori, scuola di musica, sala prova e registrazione e libri per studio e divertimento. Ci trovi a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Statale Sant'Antonino 377. Sul web www.machemusica.net. Centro estetico Coccole di Benessere. Grandi marchi, qualità ed innovazione sempre al passo con i tempi. Specializzati in make-up, laser a diodo e trucco semipermanente. Scopri tutte le news sul profilo Facebook. A Barcellona Pozzo di Gotto, via Matteotti, zona Sant'Andrea. Estetica e benessere. Cycle Band. Emozioni intense per un mondo che vuole accompagnare i bambini da 0 a 14 anni nella loro istintività. Perché vestirsi possa essere un gioco. Cycle Band a Barcellona Pozzo di Gotto, via Kennedy 136. Signore e signori, un caro saluto da Anna Maria Lanza e Giuseppe Santamaria. Siamo giunti all'ultimo appuntamento di Musica e dintorni. Vi abbiamo salutato all'inizio proprio con Signore e signori alla prima puntata e quindi oggi abbiamo voluto mantenere lo schema, lo stile della prima puntata nelle parole ma anche nell'abbigliamento. Eravamo vestiti proprio così, quindi tutto uale. Io però ho cambiato qualcosa. Tu hai gli accessori musicali perché c'è chiave di violino, insomma le note, mamma mia. Poi ne voglio uno anch'io, così un orecchino lungo con la chiave di violino. Dicevo, abbiamo fatto tanta strada, ma non tanti chilometri come vi avevamo detto proprio nella prima puntata. Proprio perché senza fare tantissima strada in termini di chilometri abbiamo scoperto e speriamo di avervi fatto scoprire degli scorci meravigliosi. Oggi Anna, dove ci troviamo? Ci troviamo a Librizzi, un paese che ha ospitato il nostro spettacolo in diverse occasioni, una su tutte. Dobbiamo ricordare il concerto con la grande artista che porta il nome di Alexia. Alexia, che ha avuto delle parole di elogio nei nostri confronti, ci ha veramente preso un po' alla sprovvista quella sera e ci ha messo in una condizione di enorme soddisfazione ma anche un po' di disagio, perché ricevere quei complimenti in modo talmente pubblico è stata veramente una grande emozione. Va bene, dai, adesso cominciamo perché abbiamo tanto da dirvi e da raccontarvi anche oggi. Facciamo un po' di strada a piedi. A proposito di strada, così Anna andrà ad incontrare il sindaco e io incontrerò i primi ospiti che vi presenterò tra poco. Quindi ci vediamo tra qualche minuto. Intanto naturalmente musica proprio con Atmosfera Blu. Ciao, a dopo. Vamos!
approfittate perché poi si cambia totalmente il ritmo, Ultimo giro. E poi la carrellata di successo. Buongiorno Sindaco. Ciao Anna. Grazie di averci voluto di nuovo a Librizzi ed è un piacere rincontrare, mi permetta di dirlo, un amico degli Atmosfera Blu. A lei a questo punto il compito di presentare il paese di Librizzi. Sì, io prima di presentare il paese voglio dirvi un grazie di cuore, proprio con il cuore in mano, per quello che voi state facendo. Vi faccio tanti complimenti perché state promuovendo il nostro territorio in modo esemplare e straordinario, quindi prima ancora di presentare il mio paese un grande applauso va a voi e a quello che state facendo. Librizzi è un piccolo centro dei Monti Nebrodi, si trova a pochi chilometri da Patti, è un paesino di 1600-1700 anime che nasce tanto tempo fa, intorno al 1100, da un castello che veniva chiamato Bricchinnai, che si trova proprio nel centro storico del nostro paese. Questo centro storico, che a mio avviso è una bomboniera, perché guarda le isole Eolie, guarda la vallata del Timeto, guarda l'Etna, guarda il promontorio dei Tindari, ci sono dei panorami meravigliosi e credo che uno dei punti di forza del comune di Librizzi sono proprio questi panorama, e chiunque viene nel nostro paese resta incantato. Un punto fondamentale del nostro paese, come si può vedere, è la nostra festa patronale, la nostra Madonna della Catena, che è stata anche questa festa patronale inserita in un importante registro della eredità immateriale della regione siciliana, il Libro delle Celebrazioni. È una festa che si svolge la prima domenica dopo il Ferragosto e che richiama migliaia di fedeli. Il nostro territorio si basa fondamentalmente sull'agricoltura, i prodotti tipici, la zootecnia, il turismo rurale, il turismo naturalistico, il turismo enogastronomico. Abbiamo tanti buonissimi ristoranti sul territorio comunale che devo dire offrono ogni occasione ai nostri visitatori prelibatezze uniche. E poi abbiamo proprio su questo che l'amministrazione comunale sta puntando, la promozione del nostro territorio attraverso un grosso e importante centro agroalimentare che stiamo con grande fatica portando avanti. Nasce nella zona più bassa del nostro territorio, perché il nostro territorio è un territorio particolare, va da un'altezza di 100 metri dal livello del mare fino a 1000 metri, quindi partiamo da pochi minuti dal mare alla montagna vera e propria, quindi anche questo è un punto caratteristico del nostro paese.
E poi ci sono le strutture ricettive, ci sono diverse strutture ricettive, quasi 200 posti letto, che permettono ai turisti che sempre di più adesso incominciano ad apprezzare anche l'entroterra del nostro territorio, dove si mangia bene, dove c'è l'aria bella molto pulita, dove non c'è caos, e questo stiamo vedendo che negli ultimi anni sta dando la possibilità di far incrementare il nostro turismo, perché in un piccolo paese come il nostro, oltre alle poche attività che ci possono essere dal punto di vista commerciale, io ritengo che i nostri piccoli comuni, e Librizzi è uno di questi, può puntare solo sull'accoglienza, sull'ospitalità, e soprattutto può contare su quella, su quel rapporto umano che ogni piccolo paese fatto di una piccola comunità può garantire. Noi stiamo puntando su questo, sul fatto di coccolare e accogliere chi ci viene a trovare, perché riteniamo che in una piccola comunità come questa questi valori sono un'eccellenza. Molto bene Sindaco, grazie. E vediamo Giuseppe dove si trova con il primo ospite. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuti Grazie. al Rosmarino. Grazie. Questo è il nostro fiore all'occhiello ed è il flan di caciocavallo ragusano, servito con un crostino con la pancetta di suino nero dei Nebrodi e in accostamento la frutta che sono le mele dell'Etna. È Vi talmente auguro, bello da vedere che insomma adesso dobbiamo fare il sacrificio di assaggiare. speriamo sia altrettanto buono. Assolutamente sì, grazie. Grazie e buon appetito. Grazie. Grazie, siamo stati veramente bene, quindi non solo verremo a trovarti, ma ti faremo tanta pubblicità, perché Musica e dintorni arriverà in tantissime case, quindi grazie davvero e alla prossima. È stato un piacere per me avervi qua. Piacere nostro. Ci vediamo. E poi vi dico anche una cosa, perché qui le curiosità sono quelle proprio le chicche. Tindaro è un musicista, quindi più musica e dintorni di lui, ma scusate, quindi Musica e dintorni. Il Rosmarino, cucina veramente di qualità altissima, eccellente, frutto di invenzione, frutto di grande passione. Venitelo a trovare, Di nuovo, grazie. A presto. Grazie. A presto. A presto. Grazie Sindaco per la tua accoglienza e la tua amicizia, e colgo l'occasione per ringraziare anche Anna, lo farò dopo naturalmente nella parte finale. Anna, che è stata la conduttrice insieme a me di questo programma e che ha sempre avuto un ruolo importante, quello di andare ad incontrare il sindaco e dare la possibilità proprio al primo cittadino di presentare il suo paese. Certo, lo faceva in una condizione comoda, perché era sempre bella, accomodata in poltrona ogni appuntamento, quindi ti sei riposata. Per cui grazie davvero Anna, e ci vediamo naturalmente dopo per i saluti finali. Primo ospite di questo appuntamento a Librizzi è il presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Calabrese, che saluto e ringrazio. Buongiorno, siamo proprio davanti a una possiamo dire un punto fondamentale per il paese di Librizzi, perché legato ad una festa, ad una tradizione e ad una leggenda, e quindi la festa patronale che si svolge la prima domenica dopo il 15 agosto richiama tantissimi fedeli. Sicuramente, lei dice bene, questa festa molto sentita dai librizzesi, un momento molto solenne per tutta la comunità di Librizzi. Ecco, la particolarità, lei come può ben vedere, la bellezza di questa statua, compresa la vara che la porta, è particolarmente pesante, un peso di circa 24 quintali, che viene portata a spalla da 24 portatori scalzi, per cui ecco, questa è una particolarità che in momento solenne viene ammirata da parte di tutti i cittadini. Ed è qui che torniamo indietro quindi a scoprire questa leggenda, legata alla processione. Sì, legata alla processione, che quando la Madonna in processione arriva sotto questo albero di noce, un secolare albero di noce, diventa più pesante, e quindi i portatori non riescono più ad andare avanti, e praticamente lo possono fare soltanto quando il suono della zampogna insomma allieta il momento e si può proseguire. La Madonna torna indietro in piazza, arriva fino in fondo alla piazza,
per poi la seconda volta poter procedere con la processione. Un momento molto bello e sentito. Assolutamente sì, quindi la Zampogna, musica protagonista, musica e dintorni, guarda, non potevamo trovare e scoprire leggenda più vicina a quella che è proprio, diciamo, il nome del nostro programma. Durante la processione la Madonna viene preceduta dalla statua di San Michele Arcangelo. Arcangelo, sì, una bellissima statua lignea di San Michele Arcangelo che risiede nella Chiesa Madre, che peraltro è anche il titolare della parrocchia. Procede la Madonna della Catena nella processione, è stata recentemente restaurata la statua appunto nel 2013 ed è un bel momento, sicuramente molto venerato. Noi abbiamo assistito alla processione, è veramente molto emozionante e richiama tantissimi fedeli da tutti i paesi vicini. Appunto, non solo di Librizzi ma dei paesi limitrofi. Bene, sicuramente un bel ringrazio, momento. Assolutamente sì, ringrazio Salvatore per le immagini, Fortunato per le immagini che hanno realizzato e che quindi sono andate in onda durante la nostra intervista. Con il Presidente ci vediamo dopo per i saluti finali insieme al Sindaco, e adesso do la parola per questo ultimo appuntamento a Santino Gugliotta di Radio Italia Anni 60 Messina, compagna di Atmosfera Blu per un viaggio musicale alla scoperta di alcune delle belle voci della provincia di Messina, per cui questo binomio ha sicuramente funzionato e speriamo che i ragazzi che si sono diciamo così lanciati in questa avventura possano trarre un beneficio, una promozione da quella che è stata musica e dintorni. Per cui linea a te Santino Gugliotta con il tuo ospite. Grazie. Porta sulla tua tavola l'antica tradizione del pane di Sicilia. Il pane della nonna, con gli stessi ingredienti di una volta. Solo antiche farine di Sicilia, il lievito naturale di nostra produzione, acqua, sale e tante ore di riposo per una ricetta tutta naturale. Un'attenta cottura nel forno a legna ne esalta il sapore per regalarti un gusto unico. Per il benessere della tua salute trovi anche un'intera linea di prodotti biologici certificati. Lo trovi a Barcellona, Brolo e Milazzo. Real Pane, tutta la bontà che cercavi. Allora si può dire veramente che sono un uomo nato con la camicia, con la stessa camicia, e questo è un riferimento al mio caro collega, lo dovrei definire così naturalmente, mi sto riferendo a Giuseppe Santamaria. Se non l'aveste capito, anche oggi noi abbiamo uno spazio che ci è stato ritagliato, non tagliato, ci auguriamo, e c'è questa partnership che continua tra radio e televisione ed è, diciamo così, anche una collaborazione di grande successo, soprattutto grazie a questi giovani talenti che noi in ogni puntata di Musica e dintorni ospitiamo. E oggi abbiamo il piacere di ospitare chi? Vanessa Giaco. Vanessa? Giaco. Tu da dove vieni? Io da Milazzo. Da Milazzo. Insomma, abbiamo avuto già qualche ospite proprio della città del capo. Tu a Milazzo in genere che fai durante la giornata? Esco con gli amici, le solite cose che fanno i giovani, diciamo. A mezzogiorno pranzi, la sera ceni, insomma, certo. la sera vai a dormire. Ma anche a Capodorlando, anche a Brolo succede la stessa cosa. C'hai un hobby particolare a parte quello della musica? Mi piace lo sport. Lo sport, ad esempio? Pallavolo. La pallavolo. Infatti la praticavo quando ero più piccola. La pallavolo. E c'è una squadra del cuore che c'hai? No. Quest'anno mi pare Novara, forse Casalmaggiore, mi ricordo. Comunque a proposito di pallavolo, lanciamo la palla verso diciamo di l'altro campo, verso l'opposto, sulla rete, e cambiamo argomento, restando però sempre nell'ambito della musica. Tu arrivi a questa trasmissione perché ovviamente c'hai questa passione. C'è un genere in particolar modo che ti piace? Sì, il pop rock. Il pop rock? Sì. Che è una definizione un po' strana, ma insomma, mettere il pop rock, ma anche, oggi come oggi con la musica non è che bisogna mettere tante etichette. E se io a proposito di musica ti dicessi, come in realtà dico a tutti in conclusione di questa brevissima chiacchierata, musica e dintorni, tu che cosa mi diresti?
Che è stata una bella esperienza perché più o meno ti ha fatto capire quello che c'è in giro. Non solo nell'ambito della musica. Non solo, esatto. Anche perché ovviamente si conoscono tante altre persone, quindi ci si può anche confrontare, esatto, su campi diversi, oltre a quello della musica. Ma a noi interessa soprattutto la parte musicale che c'è in te, e quindi adesso la nostra Vanessa Giaco ci farà ascoltare una sua particolarissima versione di una canzone di grande successo di Sia, che è Chandelier. Party girl, don't get hung of anything. When I learn, I push it down, push it down. I'm the one for good time, call for running up. We don't mind the bell, I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw back the line of sky. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my breath as I dive. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier. But I hold it over to life, wanna down and open my eyes, keep my glass down until my light, 'cause I just signed it on for tonight. Help me, I'm all over to life, wanna down and open my eyes, keep my glass down until my light, 'cause I just signed it on for tonight, all for tonight. Turn it up, I'm a mess, gotta get on now, gotta run from this, say come to shame, come to shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw back the line of sky. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my breath as I dive. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier. But I hold it over to life, wanna die and open my eyes, keep my glass down until my light, 'cause I just signed it on for tonight. Help me, I'm on it over to life, wanna die and open my eyes, keep my glass down until my light, 'cause I just signed it on for tonight, all for tonight, all for tonight, 'cause I just signed it on for tonight, oh I just signed it on for tonight, all for tonight, all for tonight, oh I just signed it on for tonight, oh I just signed it on for tonight, oh I just signed it on for tonight, all for tonight, all for tonight. Ormai l'avete capito, io quando mi trovo nel verde in mezzo alla natura sono particolarmente contento. Questo non significa che non mi piacciono i paesaggi di mare, infatti ci siamo anche stati. Però ecco, insomma, ognuno di noi ha delle preferenze, io metto un segno più per quello che è il verde e quello che è comunque il paesaggio. Sono in compagnia per questo momento con l'assessore Manuela Cottone, che saluto e ringrazio. E parliamo naturalmente di natura. Ecco, ho preso qui appunti che Mariangela mi ha assegnato, e quindi a Librizzi uno dei punti di forza è assolutamente il paesaggio naturalistico. Il turismo si sta sviluppando molto, dobbiamo dire in questo senso, preservando e recuperando molti spazi verdi e sentieri. A questo proposito possiamo dire che è tornata accessibile l'antica sentieristica in Selciato e ben 3 baite comunali, giusto? Sì, infatti.
Noi abbiamo, come avete visto, dei bellissimi paesaggi naturali. Sì, abbiamo dei bellissimi sentieri naturalistici in antico selciato che sono stati ristrutturati circa nel 2006 e sono comunque fruibili, e su questi comunque abbiamo previsto anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni di intervenire ulteriormente. Questi bellissimi sentieri portano alle Tre Baite, anch'esse sono in fase di ristrutturazione, una addirittura era stata distrutta interamente da un incendio purtroppo nel 2007 e comunque le stiamo ristrutturando. L'altra era una vecchissima baita che non era stata ristrutturata, comunque la stiamo anch'essa riportando allo splendore. A breve ci sarà l'inaugurazione di una di queste Tre Baite e anche le altre due fra un po' saranno fruibili dall'intera popolazione. Io già vi garantisco che noi, Atmosfera Blu, a piedi, perché a noi piace fare delle belle camminate, andremo a scoprire queste baite. Ci sono tre sentieri naturalistici che consentono di fare delle escursioni. Sono molto impegnative? Sì, c'è qualche pezzo di salita, c'è qualche pezzettino in pianura, sono comunque in antico selciato, sono circa 4 chilometri, molto piacevoli perché attraversano tutto il bosco, partono dal centro del nostro Librizzi fino a salire alle baite in alto. Quindi non scoraggiatevi comunque, perché anche se c'è un po' di salita vi posso garantire che l'aria è talmente buona che vi farà passare ogni fatica. Non mancano naturalmente i punti panoramici, noi ci troviamo in un punto molto panoramico dal quale possiamo ammirare anche le frazioni di Librizzi, giusto? Che sono molto popolate. Certo, sono molto popolate, noi abbiamo la frazione di Nasidi, la frazione di Sant'Opolo, la frazione di Colla Maffone che diciamo è quella più popolata. E per chiudere, dedicando un momento così alle baite, perché insomma la baita suscita sempre quell'atmosfera, già preannuncia un'atmosfera particolare, quindi sono assolutamente fruibili, sono attrezzate per ospitare gli escursionisti, giusto? Certo. E allora noi adesso ci stiamo vedendo queste bellissime immagini che avete visto, ne vedrete ancora qualcuna, e subito dopo andiamo naturalmente in musica con un video importante che è l'ultima produzione discografica di Atmosfera Blu, dal titolo Che sia per sempre, un brano dedicato, il nostro obiettivo era quello di dedicarlo a tutte le coppie, perché come sapete abbiamo l'onore di suonare in tanti matrimoni e quindi dedicare questo brano a tutte le coppie che dicono sì, e per quel sì ci siamo anche noi, quindi Che sia per sempre, dedicato a tutti gli sposi che abbiamo sposato prima, quelli che sposeremo dopo e naturalmente per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Musica. Un giorno ancora ti rivedrò ed il canto mio ti farà pensare a me. Vedrai i miei occhi stanchi, cuore di chi non può che amarti. Porto la corona di chi sta aspettando il suo re. Che sia per sempre per l'aldilà, che sia per sempre il nostro destino. Giurami che tutto non finirà, non finirà. Che siano baci per farti star bene, che siano mani per fare l'amore. Vivo per te perché altro non resta che l'immensità. L'immensità. Sai, un giorno ancora mi vedrai, anche se il tempo passa e tu sei con me. Chiedo solo una parola, un gesto o anche una scusa per conservare l'amore che ho dentro di me. Che sia per sempre per l'aldilà, che sia per sempre il nostro destino. Giurami che tutto non finirà, non finirà. Che siano baci per farti star bene, che siano mani
Commesso? Buongiorno. Buongiorno, piacere, Giuseppe Santamaria. Giuseppe. Io sono qua perché sono stato raccomandato e quindi già metto subito le mani avanti dall'assessore nonché amico dottor Carmelo Cariri, perché ho chiesto un'informazione. Abbiamo fatto una puntata dedicata al comune di Falcone con degli scatti anche fotografici con mia moglie, con Anna, e ce n'è uno particolare che mi piace. Volevo sapere se è possibile realizzare, non so, un ingrandimento, migliorare soprattutto questa foto perché è stata scattata così in forma un po' amatoriale. Sicuramente ci sono tantissime soluzioni oggi per finalizzare, per stampare le foto soprattutto, ecco. Diciamo che può essere un bel poster che poi magari va incorniciato, magari si potrebbe finalizzare anche in un bel pannello o anche in una bella tela. Ecco, la tela forse potrebbe essere anche una soluzione molto valida perché per me è molto arredante e poi non ha bisogno nemmeno della cornice e si incastra bene in tutti gli ambienti. La tela, se è un bello scatto, perché giustamente rappresenta un bel momento della vostra vita, la ritengo una cosa molto... Me la consigli allora? Abbastanza. E senti un po', visto che noi oggi ci troviamo a Falcone, quando terminiamo le riprese, se vogliamo fare qualche scatto, ecco, insomma, per ricordare di questo giorno anche in studio, da te è possibile? Con enorme piacere, veramente. Diciamo che potete anche usufruire della mia sala posa e sicuramente sarà anche un piacere fare qualche scatto indimenticabile. Carmelo mi ha dato veramente un buon consiglio. Benissimo, allora io intanto vado a prendere la macchina fotografica così facciamo questo primo passaggio. Naturalmente ringrazio Giuseppe Catalfamo a V-Studios di Falcone per la sua gentilezza e la sua professionalità e chiaramente nel pomeriggio, come dicevo, proveremo anche a fare qualche scatto serio, insomma, con quelle che sono le tue capacità artistiche e quindi grazie anche a Carmelo che mi ha dato questo consiglio. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, benissimo, anche oggi si conclude questo appuntamento, questo ultimo appuntamento di Musica e Dintorni, prima edizione. Domande di rito anche oggi, comincio dall'assessore Cottone, al quale chiedo il proverbio, il detto tipico di Librizzi. Allora, è un proverbio molto antico e recita così: è inutile cadelliffe e fagannola, stu santo è de marmuro e non suda. Che significa? Significa praticamente è inutile che ti sistemi, ti trucchi e ti fai ricci, tanto questo santo è di marmo, di conseguenza non suda. Certo che abbiamo dato ai nostri amici che ci seguono da casa ogni puntata dei proverbi che sono degli insegnamenti. Qualcuno non è stato buono, però i proverbi a lungo andare, e comunque lo dicono, insomma lo dice la storia, hanno sempre avuto un modo di esistere, una ragione e un perché. E quindi anche oggi prendete nota di questo bel proverbio. Grazie Assessore. Prego. Io adesso passo il microfono al Presidente Calabrese che invece ci svela il nome in dialetto locale del paese di Librizzi. Ma anticamente io lo sentivo nominare dai nostri nonni e dalle nostre zie Lurizzi, abbreviavano in Lurizzi, sì. E l'abitante di Librizzi? Librizzese. Librizzese, sì. In italiano, quindi non Librizzoto, no. Librizzano, detto in dialetto Librizzano. Questa era una curiosità che mi è venuta parlando e chiacchierando durante la nostra gita. E passiamo il microfono al sindaco. A te la domanda più delicata, perché qui poi si entra in troppe questioni di il piatto tipico, perché qui ognuno direbbe il suo. Tipico sicuramente i maccheroni col sugo di maiale, un piatto veramente tipico perché peraltro negli ultimi quasi 10 anni c'è una sagra che richiama migliaia di persone. Questo piatto è un piatto maccheroni che una volta si facevano anche in casa con una pianta, si chiamava uyunku in pratica, e si facevano a mano, proprio ricordo mia nonna che faceva questi maccheroni, e poi col sugo di maiale, che sono questi pezzi di carne di maiale nel sugo, che è veramente un piatto straordinario. E c'è un ulteriore piatto molto importante che per noi a Librizzi è anche un motivo di grande, come dire, conoscenza anche fuori dal territorio comunale, che sono i frittoli, ed è anche questo è un piatto tipico che viene fatto con carne di maiale bollita e con la cotenna del maiale. Anche questo è un piatto straordinario.
tutto molto leggero, tutto veramente Molto leggero, privo di grassi. Assolutamente, ma dove dobbiamo invece incrementare? Beh, questo è un messaggio mio personale, quindi nella cucina secondo me tutte le teorie lasciano il tempo che trovano, perché poi il gusto personale la vince sempre e comunque. Va bene, dai. E adesso non facciamo l'elenco di tutti i paesi, ma ve li facciamo vedere, ricordandovi intanto che potrete rivedere tutte le puntate online, giusto Anna? Sul sito www.musichedintorni.eu. Benissimo. E adesso la regia vi proporrà una carrellata con delle belle immagini e una stupenda musica che vi racconta il percorso di Musica e Dintorni. Intanto da questa bella famiglia che è Librizzi, con l'assessore Cottone, il presidente Calabrese e il sindaco, il nostro amico Renato Cirona, grazie e ci vediamo tra poco. Grazie. Bene, adesso dopo aver visto tutti e 13 i paesi, quindi le città, i borghi, gli scorci straordinari, i paesaggi di questa avventura chiamata Musica e Dintorni, siamo arrivati ai saluti finali, saluti insoliti, perché ogni giorno chiudevamo nella stanza del sindaco con gli ospiti. Chiaramente questa puntata si deve chiudere così, con tutta la squadra che ha lavorato per portare in televisione, per portare online questo progetto che nasce dalla semplicità davvero, progetto che nasce dalla voglia, come abbiamo detto all'inizio, di scoprire, o perché no, di riscoprire gli angoli della nostra terra senza fare tanti chilometri. Quindi di strada ne abbiamo fatta, ma di strada per sapere, per informarci, per conoscere, ma veramente pochi chilometri. Abbiamo scoperto questi 13 paesi della provincia di Messina, sperando che vedendoli gli altri i sindaci, insomma gli assessori e chi ama il proprio paese, il proprio territorio, possa chiamare Atmosfera Blu con la squadra e le telecamere per portare quindi le novità nelle prossime edizioni. E concludiamo ringraziando davvero chi è stato con noi, quindi comincio da questa parte con Mariangela, che mia sorella tutti la conoscono perché Mariangela suona con noi, quindi fa parte della band Atmosfera Blu come musicista, ma in questo programma ha avuto un ruolo importante. Lei ha preso le informazioni di tutti i paesi, quindi la storia, le attività, ha preparato quelle che erano le domande che io poi a modo mio andavo a porgere. Sì, che io a modo mio andavo a porgere agli ospiti, quindi curando tutto, seguendo attentamente la produzione, come dicevano, abbacchettandoci quando si sbagliava, perché si sbagliava e si sbaglia naturalmente, per cui grazie Mariangela per questo contributo, e poi collaborerà con me e con Anna per la realizzazione e il mantenimento e la cura del sito, che per tutto l'anno a seguire vi terrà compagnia. Poi dall'altra parte in esterno, qui devo stare attento con le parole perché insomma abbiamo avuto anche delle liti feroci. Meglio insomma. lo presento io. Lo presenti tu? E presentalo tu che è meglio, dai. Fortunato Porcino. Così e basta. No, aspetta, no, quando mai. Allora Fortunato, oltre che ad essere un caro amico, perché ci conosciamo da tanti anni, con lui ci incontriamo sempre nei matrimoni, è stato un supporto importante di questa edizione, perché sotto le direttive di Salvatore, che lo rimprovera parecchio, lui è talmente paziente, è talmente attento,
che ha portato con la sua macchina da presa delle immagini bellissime che avete avuto modo di vedere, quindi grazie Fortunato. E per concludere, la regia di tutto questo è stata affidata, come sempre ormai nello stile Atmosfera Blu da tanti anni, a una persona che poi è diventata nostro compare, quindi dalla nostra precedente attività televisiva, anzi tutta la famiglia certamente, e quindi Salvatore Siragusa, che ha curato la regia, ma non solo, i colori, insomma la scelta delle inquadrature, i suoi consigli tecnici su quello che dovevamo e quello che non dovevamo fare, e tutta la parte importantissima, delicata del montaggio, perché le interviste con tutte le immagini vanno poi sovrapposte, messe insieme per creare un mix importante da portare nello schermo, quindi da portare sui vostri monitor di computer, sui tablet, sui telefonini, per cui un lavoro eccezionale. E non solo questo, la scelta delle musiche è fondamentale, perché la musica dà sicuramente vita e rende vive proprio le immagini, quindi anche in questo Salvatore grazie per la scelta bellissima delle musiche che hai con cura selezionato per la nostra trasmissione. E poi chiaramente grazie ad Anna, che oltre ad essere naturalmente mia moglie, condividiamo tutto, assolutamente tutto, quindi non potevamo non condividere questa straordinaria avventura di musica e dintorni. Grazie. E io mi ringrazi tu, perché altrimenti dovevo ringraziarmi io, quindi mi ringrazi tu. Va bene, davvero grazie, è stata una bella avventura. Ringraziamo lo staff di Radio Italia Anni 60 Messina per aver organizzato con noi e curato la messa in onda anche in radio. Abbiamo portato la radio in TV, ma soprattutto in radio, alcune delle belle voci della provincia di Messina. Grazie al partner televisivo che ha messo in onda per primo questo programma, che è Antenna del Mediterraneo. Mi sembra di non aver dimenticato niente. Grazie a tutti i sindaci, veramente tutti gli assessori, la gente del posto di ogni paese che ci ha accolto con un calore veramente straordinario. Devo dire la verità, ce l'aspettavamo, lo dico con presunzione, perché abbiamo cercato sempre di seminare bene, soprattutto per quanto riguarda i rapporti umani. Qui non si parla di arte, non si parla di niente, ma i rapporti umani, e come diceva qualcuno, basterebbe un po' di buona educazione per cambiare il mondo. Quindi con questo messaggio vi salutiamo, vi diamo appuntamento, perché noi arriveremo sicuramente di nuovo. Musica e dintorni. Mariangela Santamaria, Fortunato Porcino, Salvatore Siragusa, Anna Maria Lanza e Giuseppe Santamaria. Ciao e grazie. Grazie. Pastificio Foti. Da oltre 40 anni il piacere della pasta fresca. A Barcellona Pozzo di Gotto. Pastificio Foti. Venume, produzione e vendita inerti. Consegna a destinazione in Italia e all'estero. Lavori edili, civili e pubblici. Produzione e consegna di calcestruzzi e conglomerati bituminosi. Venume a San Filippo del Mela. Online venumer.it. Emozioni Le Perle. Raffinatezza, qualità e professionalità. A Barcellona Pozzo di Gotto. Online emozionileperle.it. L'arte del gusto di Salvatore Bucca, istruttore pizzaiolo associato all'Unione Pizzaioli Sicilia. Rosticceria, pizzeria, gastronomia. I migliori ingredienti per un menù sempre ricco di novità. L'arte del gusto in via Statale Oreto a Barcellona Pozzo di Gotto. Dema, traslochi e mercatino del mobile usato. Noleggio piattaforme, traslochi nazionali ed esteri, servizio consegne e montaggio mobili. Dema a Barcellona Pozzo di Gotto, telefono 090 976 1068.